E ringrazio il presidente Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che questa sera è collegato con noi in diretta da Gela, dove ovviamente è impegnato nei tanti appuntamenti elettorali che lo vedono in giro per l'Italia in queste ore. Presidente, ha ascoltato il nostro servizio. Buonasera. Buonasera. È preoccupato per questa escalation e da una parte è rassicurato dalla posizione che l'Italia sta tenendo, che frena un pochettino sulla possibilità di utilizzare le armi sul territorio russo? Guardi, da un lato sono preoccupatissimo, dall'altro certo non può essere un motivo di minore preoccupazione il fatto che in campagna elettorale la nostra Premier voglia invitare alla prudenza, anche perché abbiamo già visto che non contiamo nulla e certo non sarà adesso che l'Italia diventerà protagonista ai tavoli europei, internazionali e della NATO. L'Italia per adesso si è accontentata di un bacio in fronte da Biden che la nostra Premier Meloni ha ricevuto quando è andata a Washington. Ha sempre seguito passivamente tutte le istruzioni, tradendo la nostra vocazione storica dell'Italia al dialogo, la capacità di intessere soluzioni, relazioni e soprattutto di evitare un conflitto mondiale. Purtroppo la strategia che è sul tavolo è solo un'unica da oltre 2 anni ed è quella dell'escalation militare. Quindi non mi sorprende che in queste ore, in questi giorni stiano maturando ovviamente delle convinzioni che bisogna proseguire in questa escalation. Abbiamo mandato dei missili a lunga gittata e vanno usati anche in territorio russo. Secondo lei, dico, e secondo i telespettatori che ci seguono, la Russia cosa farà dopo? Quando si vedrà direttamente attaccata sul proprio territorio e vedrà le basi militari aggredite dai missili che manderemo. La Russia ha 6.000 testate nucleari. Secondo i loro signori che hanno deciso questa strategia e ci stanno portando in guerra, come risolveremo questo problema? Ecco, al di là del dibattito fotografico che si è creato sul web, Presidente, il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Quindi, secondo lei, dopo Irlanda, Spagna e Norvegia dovremmo fare lo stesso. Ma quanto valore potrebbe avere questa posizione se è una soluzione che non viene riconosciuta dalle parti in causa, da Israele in primis? Ma guardi, la nostra posizione è stata chiara dall'inizio. Noi abbiamo condannato l'atroce massacro compiuto il 7 ottobre da Hamas, una formazione che ha adottato una metodologia terroristica e che ha compiuto, ripeto, un massacro inaccettabile. Nello stesso tempo però da subito abbiamo detto che non si poteva consentire a Israele la licenza di una reazione sproporzionata in violazione del diritto internazionale umanitario. E qui gli Stati Uniti, che adesso cercano di frenare tutto questo, hanno una grande responsabilità perché hanno offerto copertura politica e militare. Noi abbiamo condannato da subito e sono mesi e mesi che prosegue questo massacro dei civili palestinesi. Siamo arrivati a 35.000 civili palestinesi massacrati, per la maggior parte donne e bambini. Il riconoscimento dello Stato della Palestina è un passaggio politico molto significativo per cercare di creare una pressione, e vorrei dell'intera comunità internazionale, su Israele, in particolare su questo governo Netanyahu che è scellerato in questa strategia militare che sta perseguendo, perché si possa innanzitutto ottenere un cessate il fuoco e indirizzare un percorso difficilissimo in questo momento, ma che non dobbiamo assolutamente abbandonare. Dobbiamo perseguire con tutte le nostre energie 2 popoli e 2 stati. Allora, Presidente, tra poco le chiederò che cosa ne pensa nel merito della riforma del premierato. Prima però ha visto il saluto che le ha fatto Giorgia Meloni, no? Di cui lei si è lamentato di non essere abbastanza considerato, diciamo. Ma il problema è che la Meloni non la considera o che si sente un po' adombrato come figura di leadership dell'opposizione, anche in relazione a Elly Schlein? Ma guardate che voi ponete male le domande Probabile, alla Meloni, alla Premier Io Meloni. sorridevo però, Il non tema sia permaloso.
No, no, ma io non sono affatto permaloso. Il problema non è che lei non mi considera, lei mi considera troppo, è ossessionata dalle nostre riforme, dalle nostre misure, ci accusa di tutto, reddito di cittadinanza, super bonus, eccetera. Però sfugge al confronto, come sfugge al confronto anche con voi giornalisti. Di solito, come dire, vuole contesti di interviste addomesticati, non vere e proprie conferenze stampa, tutto lì. Quindi non è il problema di non salutarmi, ci diciamo ciao Meloni, ciao Giorgia, come preferisci essere chiamata. Il problema è confrontarsi. Visto che contesta il nostro governo saltando a pie pari il governo Draghi e ritorna sempre a Conte che è sempre colpa di tutto, si confronti pubblicamente. Lo potevamo fare adesso, soltanto che ha voluto scegliersi gli interlocutori e sfuggire al confronto con me. Non che non mi senta considerato, anzi mi considera troppo ossessivamente, sfugge al confronto. Ecco, vabbè, sicuramente la Meloni credo che l'ascolterà, se non la sta ascoltando. Tra l'altro Giorgia Meloni sarà intervistata questa sera da Paolo Del Debbio a dritto e rovescio su Rete 4, quindi anche lì si potrà ascoltare e valutare. Allora mi permetta, visto che stasera da Del Debbio sarà intervistata, allora le rispondo. Ciao Giorgia. Sono qui, ti saluto anch'io, adesso confrontiamoci, da Mentana, Del Debbio, la Rai, dove vuoi, ma confrontiamoci, su via. Ecco, questo è l'invito di Giuseppe Conte, vedremo se ne seguirà una risposta. Intanto, Presidente, parlavamo della riforma del premierato, ieri si è sfiorato lo scontro fisico in aula al Senato proprio parlando di questo disegno di legge, evitato per un pelo, perché durante appunto l'esame, come vedete, gli animi si sono molto accesi, in particolare tra i senatori di Fratelli d'Italia Roberto Menia e quello del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, poi ci sono state delle scintille anche tra Boccia e Gasparri, insomma il tema politicamente è molto sentito, come dimostrano queste immagini. Presidente, al di là che non è mai bello, insomma, vedere momenti di così alta tensione nelle aule delle nostre istituzioni, però lei è stato molto critico nel confronto della riforma del premierato perché toglie poteri al capo dello Stato. In realtà Meloni ha detto il contrario, dice anzi gliene vengono aggiunti, come ad esempio il potere di revoca dei ministri. E quindi dove sta il punto? No, guardi, Meloni non può continuare a dire menzogne e raccontare tutta una visione alterata, peraltro delle proposte che sta presentando e sta portando avanti. Questa riforma del premierato è un modello costituzionale che non appare in nessun altro paese e ci sarà anche una ragione. Quindi passiamo da un modello di democrazia parlamentare che potrebbe essere anche discutibile, ma qui abbiamo invece un modello di premierato che concentra nel Premier tutti i poteri, collegandolo poi a una maggioranza in Parlamento esautora, indebolisce il ruolo del Parlamento e il Capo dello Stato sarà un cerimoniere, taglierà i nastri, è inutile che aggiunge e racconta cose che non esistono. Allora il tema vero è che non si possono illudere i cittadini dicendo stiamo portando più democrazia, perché il fatto di scegliere il premier, il capo dello Stato e il vertice, anche in Russia votano Putin, ma non diciamo che c'è democrazia perché i cittadini votano Putin. E in Italia non sarà con questo modello di premierato che avremo più democrazia, perché la democrazia non ce l'hai se un giorno vai nell'urna e metti la X sul nome. Ce l'hai se partecipi costantemente ai processi democratici con trasparenza, se ci sono poteri, pesi e contrappesi, non se concentri tutto il potere nelle mani uniche di un premier e poi ti rivedi a votare, ti ritrovi a votare dopo 5 anni dopo che gli hai consegnato un paese. Ecco, c'è di buono che su questo tema sicuramente i cittadini potranno avere l'ultima parola, Meloni è pronta anche al referendum, quindi sicuramente ne parleremo ancora molto. Veniamo a dei dati che dovrebbero mettere tutti d'accordo, almeno sulla loro positività, che sono quelle che riguardano il mondo del lavoro. Dati Istat proprio di queste ore ci mostrano come nell'ultimo mese siamo arrivati a un livello record di occupati, più 84.000 rispetto al mese di marzo, più 516.000 in un anno rispetto al 2023. A crescere sono soprattutto i contratti a tempi indeterminati, come vedete da questi dati, ma la cosa che ci fa particolarmente impressione è che del tasso di occupazione è arrivato al 62,3%. È sceso invece il tasso di persone inoccupate al 6,9%, se non sbaglio vado a memoria, insomma il tutto
ci fa ben sperare per il futuro. Eccolo qua, il dato della disoccupazione 6,9%, meno 0,2% rispetto al mese precedente. Presidente, so che è un tema che le sta molto a cuore perché il suo reddito di cittadinanza aveva proprio l'obiettivo di rilanciare il lavoro e l'occupazione, cosa che non è riuscita molto bene, o meglio ha sostenuto tantissime famiglie, ma la parte di inserimento nel mondo del lavoro forse non è andata proprio come speravate. Nonostante ciò, lei nelle ultime ore ha proposto di portare il reddito di cittadinanza in Europa. Ci può spiegare meglio questa proposta? Beh, vorrei ricordare però che, attenzione, il trend della maggiore occupazione è un trend che da 2021 è abbastanza costante, quindi non risale alle attività ultime di questo governo e anzi direi che con le misure, quando abbiamo fatto il blocco dei licenziamenti, abbiamo potenziato transizione 4.0 per le imprese per nuova occupazione, è allora che è nato il trend. Io vi consiglio per la prossima volta di mettere nei grafici anche il numero dei cassintegrati per chiarire bene e analizzare quei numeri in dettaglio. Aumenta il numero dei cassintegrati perché tra gli occupati, quando i cassintegrati sono sino a 3 mesi in un anno, compaiono tra gli occupati. Siamo a numeri di cassintegrati molto vicini a quelli di una pandemia, quindi anche la qualità del lavoro che andrebbe analizzata meglio. Per quanto riguarda il reddito europeo di cittadinanza, certo, perché abbiamo 5.700.000 cittadini che sono in povertà assoluta. E questo ovviamente è una ferita per un paese, perché povertà assoluta significa che non hanno di che mangiare, non riescono ad arrivare a fine mese. E certo non possiamo, uno Stato non può volgersi dall'altra parte proponendo una meritocrazia fasulla come quella che ci propone il governo Meloni e poi si ritrova ovviamente a risolvere i problemi di una cerchia ristretta di amici, familiari, ma non dei cittadini che sono in povertà assoluta. E per questo ritorneremo in Europa con forza per realizzare a livello europeo e imporlo in Italia quello che esiste in tutti gli altri paesi europei, quasi tutti. Manca ancora in Italia, e cioè una cintura di protezione utile per sostenere famiglie che sono in difficoltà momentanea, per accompagnarle nei momenti peggiori in cui non si riesce a mettere quantomeno un piatto a tavola. E vedremo se questo troverà sponde in Europa. Intanto vado veloce, Presidente, perché voglio sentire anche il suo parere che ha già fatto sentire in diverse dichiarazioni sulla riforma della giustizia, che è stata varata dal Consiglio dei Ministri e ha provocato il grande malcontento dell'Associazione Nazionale Magistrati, invece grande soddisfazione dalla categoria dei penalisti. Presidente Conte, perché ha parlato di mordacchia alla magistratura, cioè la divisione delle carriere, ma soprattutto la valutazione disciplinare del lavoro dei magistrati da un ente esterno come l'Alta Corte? Non può dare maggiore credibilità alla categoria? Ma guardi, il tema è questo: se noi separiamo le procure, i pubblici ministeri dal restante corpo dei magistrati, noi avremo dei super poliziotti, come è stato detto anche nell'intervista, super poliziotti che hanno sotto la polizia giudiziaria, hanno un grandissimo potere. Chi li guiderà? I cittadini si sentiranno sempre più indifesi, meno tutelati, se noi li allontaniamo dalla logica e dalla cultura dei magistrati. Noi avremo a quel punto lì l'unica possibilità è guidarli politicamente, quindi saranno messi sotto l'influenza del governo, dell'esecutivo di turno. È il progetto di Licio Gelli della P2. E quando voi dite i penalisti sono favorevoli, ma io ho letto oggi un'intervista sulla Stampa forse del più autorevole dei nostri penalisti, Franco Coppi, che invece ha sollevato molte perplessità. La verità è un'altra: vogliamo garantire ai cittadini e migliorare la giustizia? Investiamo, come abbiamo iniziato a fare noi anche durante la pandemia con i miei governi, investiamo di più per ampliare la pianta dei magistrati, il personale ausiliare, l'informatizzazione degli uffici. Ecco, se vogliamo offrire e migliorare il servizio giustizia, è questa la strada. La strada che il governo sta perseguendo è semplicemente di garantirsi delle procure sottoposte, assoggettate al potere politico. La politica reagisce così alle inchieste dilaganti in Italia sulla corruzione. Anche se diciamo che l'obiettivo anche dei due CSM è quello di smantellare il sistema delle correnti, no? Quindi
dovrebbe andare Ma invece... guardi, sul sistema delle correnti, sul fatto di smantellare il sistema delle correnti si può ragionare, ci sono tante possibilità di intervenire, ma cosa c'entra la separazione delle carriere? Noi ci siamo battuti come Movimento 5 Stelle e questo è sicuramente un tema da affrontare, ma non è questa la riforma ha tutt'altre finalità. Grazie davvero Giuseppe Conte per essere stato con noi Grazie questa a sera voi. e buon lavoro.